ascoltare i consigli della scienza. Questo ci sentiamo di dire stamattina da Agora Weekend, trasmissione di servizio pubblico. Allora, volevo sapere se possiamo collegarci con Padova. Sara Mariani è andata in una delle nostre zone che noi continuiamo a raccontare, perché le terapie intensive sono ancora piene, in alcune regioni come il Veneto sono a un livello comunque di preoccupazione. Sara, raccontaci, anzi facci raccontare. Sì, purtroppo è così. Noi ci troviamo adesso, Giusy, nel reparto di terapia subintensiva. Siamo all'ospedale di Padova e qui con me c'è il professor Andrea Vianello, che è il primario di questo reparto. Subintensiva che fa fatica in questi giorni. Ci racconti lei la situazione, professore, per quanto riguarda quest'area e anche ovviamente l'area delle terapie intensive? Sì, diciamo che nell'ultimo periodo c'è stato sicuramente un progressivo incremento dei ricoveri, specie nel weekend scorso. C'è un andamento altalenante, ma complessivamente il numero di pazienti che necessitano di ospedalizzazione è progressivamente cresciuto, per cui per esempio in questo momento il nostro reparto è totalmente pieno. Totalmente pieno. Lei mi diceva anche che invece per quanto riguarda l'intensiva, almeno dato a ieri, poi ovviamente Giusy sono dati appunto che possono cambiare da un momento all'altro, mancava un posto e tra l'altro si stanno anche riaprendo perché c'è stato per esempio un reparto di intensiva nell'ospedale di Sant'Antonio che è stato recentemente convertito a ospedale Covid. Sicuramente l'ospedale ha dovuto adattarsi a all'incremento delle richieste che c'è stato. Direi che negli ultimi 2 o 3 giorni si è raggiunto, a mio parere, di nuovo un punto di buon equilibrio. Siete preoccupati, professore? Mi dica qualcosa. Siamo stanchi oltre che preoccupati, perché come tutti sappiamo ormai la battaglia va avanti da 2 anni. In tutto ciò si aggiunge un ostacolo, Giusy. Qui ci sono tante persone, famiglie intere di persone non vaccinate che purtroppo per loro finiscono in terapia intensiva. Di fronte a queste cose, voi che appunto siete stanchi, da 2 anni siete qua, come vi sentite, professore? Ma guardi, il Covid è sempre stato una malattia della famiglia, secondo me. Se i familiari sono vaccinati è una malattia lieve. Se i familiari non sono vaccinati o se c'è qualche predisposizione diventa una malattia grave. Quindi questo è un problema che abbiamo sempre dovuto affrontare. Come ci sentiamo? È chiaro che la fatica è tanta, però devo dirle anche la verità che la rabbia e il rancore non fanno parte, secondo me, della professione del medico. Per cui comunque curiamo tutti alla stessa maniera e ci mancherebbe. Grazie, bene, professore, Sara, di cuore. Giusy, Sara, non so è importantissimo questo tu. messaggio che ci lascia questo medico. La ringrazio davvero, ringrazio anche il dottor Peruzzi. Grazie davvero per questa finestra. Allora, io vorrei a questo punto incontrare un ospite, introdurre un ospite, lo avete visto nelle ultime settimane.